Prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi per l'anno scolastico 2025-2026 all'interno della sala consiliare del Comune di Sora. I ragazzi eletti in rappresentanza degli alunni delle scuole secondarie di primo grado dei 3 istituti comprensivi hanno ottenuto il sostegno dei loro compagni di scuola dopo una entusiasmante campagna elettorale seguita dalle votazioni all'interno delle scuole. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro del consigliere delegato alle politiche giovanili Francesco Monorchio con la consigliera delegata all'istruzione Francesca Di Vito, che proseguono questo importante progetto di alto senso civico e responsabilità, che ha come referente Ilaria Paulisso. Una bella giornata quest'oggi con l'insediamento del secondo triennio del Consiglio Comunale dei Ragazzi, un progetto che ci ha dato tante soddisfazioni, un progetto che ha dato modo ai ragazzi di questa fascia di età e un po' più grandi di condividere alcune iniziative, alcune proposte e far sì che noi amministratori più grandi potessimo in qualche modo tenerne conto, ma soprattutto è una grande palestra di educazione civica per questi ragazzi che noi con questo progetto cerchiamo di distogliere con questa ed altre iniziative da situazioni invece di maggior abbandono, di disagio che purtroppo a quest'età ormai sempre più frequentemente fanno parte della nostra realtà. Dei progetti che ci rendono orgogliosi. Ricordiamo le Olimpiadi studentesche, il Festival delle Orchestre per qualche pagina in più, adesso verrà realizzato anche un cortometraggio, verranno realizzate gite a tema istituzionale, pensiamo alla provincia, l'anno prossimo i ragazzi si recheranno in provincia per conoscere in qualche modo anche questa istituzione e un ringraziamento chiaramente a tutti gli istituti scolastici che costantemente ci supportano in questa attività, loro e i nostri uffici comunali e quindi diciamo un grande gioco di squadra con dei risultati che orgogliosamente posso dire stiamo sistematicamente riuscendo ad ottenere e di questo ne sono molto orgoglioso. Particolarmente emozionata per l'importante ruolo che i suoi compagni le hanno affidato, Lavinia Ferri, la prima dei 3 primi cittadini junior a ricoprire il ruolo di sindaco. Sono emozionata e molto grata di aver ricevuto questo incarico. Io principalmente, come ho detto nel mio discorso, sarei più propensa sull'ambiente e l'educazione civica, ma vorrei anche fare qualcosa sullo sport perché ci sono alcune scuole che non hanno palestra e sono molto limitate comunque a fare motoria. Principalmente vorrei un po' anche parlare di come ci si sente in classe, comunque un po' della situazione, ma anche su come è Sora principalmente, come ho detto sull'educazione civica, principalmente sui ragazzi, invece sull'ambiente o come iniziò il consigliere Francesco Ferri con Sora più pulita per avere un ambiente appunto più pulito. La seduta si è aperta con i saluti del consigliere Francesco Monorchio, che ha eseguito la convalida degli eletti e la consegna della fascia al sindaco junior dalle mani della sindaca uscente Cristel Di Sotto. Il sindaco ha poi prestato giuramento e salutato tutti i presenti. Giuro di essere fedele alla Repubblica, mi impegno a collaborare per il bene della scuola, piccola città, e per la crescita sociale e civile della comunità scolastica. È stata poi chiamata a sedere sugli scranni comunali la vice sindaco Benedetta Celli ed a seguire si sono svolte le elezioni a scrutinio segreto del presidente del Consiglio. Solo alla terza votazione è stato eletto Nicolas Nardelli. I lavori sono poi proseguiti per formare le varie commissioni.